Sì, era una promessa che ci eravamo fatti l'anno scorso, quella di ripetere l'evento, naturalmente, come primo obiettivo e sistemare anche il percorso di avvicinamento. È un percorso che per forza della natura tende a rovinarsi nel tempo e abbiamo ripetuto quella, con mezzi moderni ovviamente, quella che è stata l'esperienza del 1967, quando il parroco di Coste ha invitato tutti i volontari in quella domenica a sistemare il percorso, per cui ci siamo rifatti a quell'esperienza per sistemare con l'aiuto di tutti, veramente con l'aiuto di tutti, il percorso e renderlo fruibile a chi cammina e soprattutto anche a rendere possibile degli interventi di soccorso qualora ce ne fosse bisogno. Sì, questa fa parte di un progetto più generale di valorizzazione di quello che è il nostro territorio, per cui non solo San Giorgio, ma c'è un obiettivo di miglioramento di tutta la segnaletica dei sentieri, c'è un obiettivo in questa giornata di valorizzazione delle trincee, per cui abbiamo la possibilità di accompagnare con degli esperti sulle trincee e dare delle spiegazioni relative alla Prima Guerra Mondiale, alle fasi della Prima Guerra Mondiale e quindi un lavoro, diciamo così, generale di promozione del territorio. Certo, anzi ancor più da quando 10 giorni fa il Monte Grappa è stato riconosciuto come area MAB UNESCO, un'area che comprende 25 comuni, tra cui anche Maser. Quindi l'evento di oggi, un grande spettacolo, un mix di cultura, di natura, di arte e di prodotti tipici. Ecco, sono gli eventi più giusti, ecco, che rappresentano davvero tutte le caratteristiche di Maser. Beh, l'emozione è grandissima, l'idea di riportare di nuovo la musica all'alba ci ha caricato tantissimo, anche perché quest'anno è stato molto più pesante rispetto all'anno scorso dal punto di vista delle chiusure, perché siamo rimasti fermi da ottobre fino a giugno e quindi la voglia era tanta di ripartire e quindi questo evento e la possibilità di rifarlo ci ha caricato tantissimo. No, diciamo la verità, i ragazzi erano belli pronti e li ringrazio veramente perché hanno tenuto duro in questi mesi e siamo riusciti a fare anche questo concerto, insomma. Non è stato facile, però ce l'abbiamo fatta.